Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura maxi truffa da oltre 1,5 milioni nel settore dell'autonoleggio. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 soggetti. Secondo le indagini le auto venivano noleggiate e reimmatricolate con atti falsi e poi rivendute a terzi ignari. Il sistema avrebbe coinvolto anche oltre 80 automobilisti, generando ingenti profitti illeciti. Blitz dei carabinieri a Corleone nel Palermitano, dove 3 persone sono state arrestate con l'accusa di associazione mafiosa. Dalle indagini è emersa una fitta rete di intimidazioni tra incendi, furti e pressioni ai danni di aziende agricole e cittadini, un quadro che conferma la presenza di una mafia rurale ancora attiva e radicata. Scattano 2 fermi a Gela nell'ambito dell'indagine su una rapina aggravata ai danni di un rappresentante di gioielli avvenuta lo scorso 24 aprile, individuati grazie alle immagini di videosorveglianza i presunti responsabili che avrebbero agito in scooter aggredendo la vittima e portando via preziosi per circa 100.000 euro. Armi, munizioni, droga e persino un ordigno esplosivo nascosti in casa è quanto scoperto dai carabinieri nel corso di un blitz a Librino, a Catania, che ha portato all'arresto di 2 catanesi. L'operazione ha portato alla luce una base attrezzata anche con sistemi di videosorveglianza per eludere i controlli. È in chiusura colata lavica fino al mare nella notte a Stromboli, dove l'attività del vulcano è tornata a intensificarsi. Il flusso ha raggiunto la costa dopo essere sceso lungo la sciara del fuoco senza criticità immediate. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.